thing, all that you showed me, the power and the glory, till my kingdom come. All the story you told me, the grace and the glory, till my kingdom come. Edizione bagnata quella 2017 della Maratonina di Mestre. Ma la molta pioggia caduta non ha scoraggiato né gli organizzatori né gli atleti partecipanti. Poco prima delle 9 iniziano gli esercizi di riscaldamento. C'è chi incurante della pioggia corre in mezzo alla piazza Mestrina e chi preferisce riscaldarsi sotto i portici laterali. A guardare gli atleti anche il presidente della municipalità di Mestre Carpenedo, Vincenzo Conte. Peccato per la giornata, la municipalità di Mestre ha cercato di provvedere e prevedere tutto, però Giove Pluvio il meteo non ce lo ha consentito. Peccato perché era una giornata importante, ormai la Maratonina di Mestre si è affermata nel calendario delle corse podistiche, è un po' il prologo alla Venice Marathon, ma ha una sua vitalità, una sua identità tutta particolare. Chiaramente oggi la partecipazione è un po' ridotta rispetto alla edizione precedente perché appunto il tempo non ci ha assistito. This thing, all that you showed me, the power and the glory, till my kingdom come. All the story you told me, the grace. Alle 9:30 viene data la partenza di questa ottava maratonina. Corsa competitiva di 21,097 km organizzata dall'amministrazione comunale, dal Circolo Aziendale Generali e dall'Associazione Rosso Veneziano. Al lato partenza troviamo anche l'ex podista e grande allenatore Giuseppe Mattiello. A lui chiediamo qualche consiglio su come tenere caldi i muscoli in giornate del genere. Durante la corsa è difficile, è prima che bisogna scaldarsi bene e venire un po' preparati e purtroppo questa è la situazione. E invece finita la corsa per recuperare le energie spese e soprattutto per tonificare di nuovo i muscoli? Bisogna cambiarsi subito e idratarsi, questi sono un po' consigli diciamo anche banali se vogliamo che tutti sanno, però questo è un po' quello che si deve fare dopo aver preso parecchia pioggia. Ecco. Com'è il momento attuale del podismo italiano, del podismo veneto soprattutto? C'è grande effervescenza, ci sono moltissime iniziative, latitano un po' i grandi talenti che avevamo un tempo e speriamo che dalla massa esca sempre qualcosa di significativo. Ecco. E siamo alla partenza delle competitive 6,5 e 13,5 km, con la partecipazione di runner e camminatori. Anche qui si parte con pioggia e sorrisi e tanta voglia di esserci. Gli atleti corrono e gli organizzatori iniziano a preparare tutto quanto per l'arrivo. Indaffaratissimo, come al solito, Loris Mognato. Sì, sarebbe una bella cosa effettivamente riuscire ad avere un minimo di tranquillità, ma la giornata oggi è stata veramente disastrosa. Diciamo che non siamo proprio fortunati, non abbiamo avuto una buona stella. L'anno scorso eravamo stati fortunati perché poi a un certo momento il tempo si è aperto, ma quest'anno evidentemente... Però nonostante il tempo, una buona partecipazione, il cuore runner è sempre presente. Questo senza dubbio, abbiamo avuto tra l'altro delle iscrizioni fantastiche perché comunque i giorni che precedevano oggi sostanzialmente ci hanno consentito di fare veramente un bel numero nonostante le previsioni, perché sicuramente abbiamo superato le 300 iscrizioni sull'anno competitiva e altre 600-700 le abbiamo fatte sulle non competitive, quindi un migliaio siamo sicuramente arrivati nonostante le previsioni. Poi quello che mi ha stupito è la presenza massiccia questa mattina tutto sommato, soprattutto per la non competitiva. Evidentemente comunque l'evento piace e nonostante la pioggia le persone si dedicano, la passione c'è sempre evidentemente. E arrivano i primi della 6,5 km. Il primo è Matteo Barolo, dietro di lui Francesco Bobbo e Francesco Pintonello. Beh, è molto carino come percorso, ci sono molte curve, peccato per la pioggia perché sennò era veramente un percorso bellissimo. Arriva anche la prima al femminile, è la giovanissima e brava Aurora Betamin. Percorso abbastanza facile, più che altro difficile per la pioggia perché ci scivolava parecchio, però un bel percorso, molto regolare. Tu sei una giovanissima atleta, come mai hai deciso di fare questo sport? Perché anche mio papà corre a piedi da molti anni e allora mi ha trasmesso la passione, diciamo che è di famiglia. Al secondo posto Beatrice Casagrande.
E terza la sempre coriacea Susi Zorzetto. Susi Zorzetto, ottimo terzo posto, dai. Sì, grazie, mi sono proprio divertita, a parte la pioggia, però ci stava, dai. This thing, all that you showed me, the power and the glory, till my kingdom. E arrivano ora quelli della 13,5 km. Il primo è Giampiero Giulianelli, secondo Corrado Michieli. Percorso difficile, pieno di pozzanghere, si scivolava specialmente nei tratti del lastricato sulle strisce bianche, era veramente difficile stare in piedi, dai. Specialmente quando tieni velocità alte, 3,50 al chilometro, e tenere l'equilibrio è dura. Nel complesso ti è piaciuto comunque la corsa? Sì, no, è il secondo anno che partecipo e penso che verrò anche il prossimo anno, sicuro. Ecco la prima donna della 13,5 km, è Anna Busetto. Seconda Sabrina Bison. E terza Lucrezia Lenardi. Ottimo secondo posto in una corsa che a te piace particolarmente. Sì, è andata bene, peccato un po' il tempo, potevo fare qualcosina meglio, però dai, è andata bene così, ecco. Proseguono gli arrivi dei vari atleti bagnati e contenti. A osservarli è giunto anche il testimonial dell'8ª maratonina di Mestre, il grande olimpionico di ginnastica Igor Cassina, campione di sport e umiltà. Buongiorno a tutti, per me è un piacere essere testimonial della maratonina di Mestre, perché lo sport è sempre stata la mia vita e sono convinto che sia il miglior strumento per mettere in condizione l'essere umano, quindi dal bambino alla persona più sedentaria, all'anziano, all'adolescente, tutti di star meglio attraverso dei valori. E oggigiorno mi occupo di benessere, sono un coach del benessere, quindi do una serie di servizi alle persone per metterle in condizione di star meglio, quindi imparare a fare una colazione equilibrata, bilanciata, imparare a bere acqua e soprattutto a fare attività fisica, quindi possiamo star meglio giorno dopo giorno attraverso delle buone piccole abitudini, e con lo sport possiamo realizzare qualsiasi cosa. Infatti nutrizione e sport, binomio vincente. Se non sbaglio hai corso anche, ti sei cimentato anche. Com'è correre? Sì, ho fatto la mia prima maratona a Treviso l'anno scorso e per me è stata una grandissima soddisfazione, insomma, aver concluso uno sport dove per me è sempre stato difficile approcciarmi, perché la ginnastica artistica prevede di terminare la propria performance sotto il minuto. La maratona sapete che insomma chi va veramente forte ci mette magari 2 ore e 10, però già correre sotto le 4 ore per me era un bellissimo obiettivo, infatti l'ho conclusa sotto le 4 ore e è stata una grande soddisfazione. Dico sempre che i momenti di difficoltà servono per crescere e la fatica di oggi è il risultato di domani, e quindi la mia prima maratona mi ha fatto crescere proprio per questo. E siamo all'arrivo della competitiva maratonina. La staffetta in bici accompagna il primo assoluto, l'emozionato Leonardo De Toni, per lui 1:16:47. Una vittoria inaspettata, la dedico alla famiglia, a Vanessa, Mattia e Amelia, grazie a loro. Poi ringrazio la mia azienda Decathlon, ringrazio la mezza maratona di Mestre per avermi invitato, per essere qua, e sono contento di onorare questa manifestazione che appunto è della mia città. Secondo Francesco Palatella, 1:17:47. Terzo Enrico Simoli, 1:19:05. Mi sono divertito molto su questa gara, un po' bagnatuccia, ma comunque il percorso è divertente. La pioggia a me piace, per cui sì, mi sono divertito, una corsa di casa, il risultato a podio, comunque sempre soddisfazione, ecco. Thing, all that you showed me, the power and the glory, till my kingdom come. In campo femminile vince l'8ª edizione Erika Michelan, 1:30:07. Seconda la Paloma Morano Salado, 1:31:12. Terza Carlotta Finotello, 1:36:17.
Sì, dai, sì. Adesso sto iniziando a fare un po' di tutto. Oggi si stava bene, era bello fresco e basta, ci siamo divertiti, è andata bene, sono proprio felice. Il percorso ti è piaciuto? Sì, non l'avevo mai fatto perché ho sempre fatto i 13 qui, quest'anno abbiamo provato con gli amici a fare i 21. Sono usciti bene e poi il prossimo anno vediamo di preparare una mezza seriamente. Voglio provarci, sono sempre impegnata relativamente, allora il prossimo anno voglio togliermi una soddisfazione, quindi ci rivediamo il prossimo anno. La pioggia continua a cadere, ma il cuore runner ha voglia di arrivare, anche per l'importanza solidale di questa corsa, con il ricavato devoluto alla Vapo e al poliambulatorio Emergency di Marghera. Intanto in zona ristoro raccogliamo qualche commento. Bene, ho migliorato il personale di 3 minuti nonostante la giornata, però dai, la preparazione della maratona significa che sta andando bene. Il percorso ti è piaciuto? Sì, era la prima volta che lo facevo, c'è stato un po' di sterrato, ma comunque un buon percorso cittadino, nonostante le salite di San Giuliano che sappiamo le troveremo anche alla maratona di Venezia. Dura, bene, bello. Bene, come al solito. Sì, ho fatto 1,40, bene, prossima volta meglio. Cosa dice questo cronometro? Dice 1,42, sono contentissimo, è la mia seconda mezza maratona e sono felicissimo veramente, il tempo non ci ha aiutato però sono contento così, grazie. Benissimo, il tempo è stato favorevolissimo, acqua ma va bene così, benissimo, il percorso non troppo veloce però, troppe curve, però bello dai comunque. Sempre presente, malgrado la giornata veramente infelice, però insomma alla fine ci divertiamo lo stesso. Bellissimo, è stato molto tecnico, la pioggia ha disturbato relativamente secondo me, impegnativo come percorso, sicuramente non da fare il proprio tempo, però non mi sono mai annoiato, diciamo. È stato bello, a parte la pioggia, però il percorso è bello, c'era tanta gente comunque nonostante l'acqua, quindi insomma bella giornata di sport. Cos'hai corso tu? Io ho fatto i 13,5 oggi perché davo una mano all'organizzazione, quindi sono rimasta alle sacche fino all'ultimo. Iniziano le premiazioni e cala il sipario della Maratonina di Mestre 2017. Gli organizzatori guardano già alla prossima edizione con un desiderio unico. Dal punto di vista organizzativo il sogno nostro a questo punto è quello di avere il prossimo anno un po' di bel tempo in modo da riuscire a fare tutte le cose che avevamo programmato. Noi ci mettiamo il cuore, l'anima e soprattutto ci mettiamo un anno per preparare questa cosa. Quest'anno avevamo fatto veramente molte iniziative che ci avrebbero consentito di rendere molto più bella la nostra manifestazione e soprattutto con una certa qualità in più, insomma l'abbiamo cercata molto quest'anno, ma purtroppo il tempo ci ha penalizzato.